Sentite, io direi che se non ci sono domande andiamo avanti. Domande, dubbi, perplessità? Una domanda vorrei fare io. L'istituzione della bandiera sarda e cosa significano i quattro muri? Allora, i quattro muri rispecchiano sempre il vissuto spagnolo, perché i quattro muri sono le quattro vittorie che sono state fatte dagli spagnoli nei confronti dei Mori che erano allora i moriscos, che sono rimasti alcuni convertiti anche in Spagna, e l'ultima di queste teste di Moro è stata quella relativa a Grenada di allora, che fu strappata ai Mori nel 1765, se non erro, con l'ultima vittoria, e quindi questa dopo diede la possibilità proprio di creare il Regno di Spagna nel matrimonio tra la Castiglia e Aragona. Questa simbologia, tra l'altro, è una simbologia che viene discussa. Alcuni dicono che i muri in origine erano scoperti, altri che erano coperti, eccetera. Allora, le ricerche d'archivio dicono che i muri c'erano una benda ed erano scoperti. Qui in questo caso li ritroviamo ricoperti, un logo che viene fatto, però ecco, questa diciamo è anche questa un'eredità che ci portiamo dietro dagli spagnoli. Quindi è periodo spagnolo. Beh sì, ma questo, cioè risale, questa simbologia risale al periodo spagnolo, e quindi è un discorso di araldica che è stato portato dietro, ma prima avevamo, se non erro, scusate, perché non c'ha, ecco, se vedete già nel Regno di Savoia veniva riportato, ma se andiamo a vedere il Regno di Spagna di oggi, c'è anche la bandiera dei quattro muri. Bene, qui mi dispiace che non abbiamo PowerPoint, quindi devo andare avanti in questo modo e non posso. Benissimo, allora, altre domande non ce ne sono, andiamo avanti. Bene, vediamo un attimo adesso che cosa è successo con l'avvento del Regno di Spagna. Con l'avvento del Regno di Spagna noi in periodo giudicale eravamo in un periodo di autogoverno, potremmo dire in Sardegna, ma quello che era l'aspetto che era maggiormente diversificato nel Medioevo, se voi vi ricordate la struttura sociale medievale, era una struttura che si basava su che cosa? Sulla figura dell'imperatore, dopodiché c'erano i feudatari, poi c'erano i valvassori, i valvassini, i vassalli, dove l'ultima classe sociale erano i vassalli, che comprendeva anche i servi della gleba, cioè quelli che erano legati in maniera perpetua al feudo e appartenevano in pratica al feudatario. In Sardegna, durante il periodo giudicale, questo discorso viene meno perché si arriva alla figura dei colliberti. I colliberti in pratica che cosa sono? Sono delle persone che lavorano nel feudo, ma che non sono legate in maniera servile al feudatario, bensì sono libere nel senso che ciascun feudo poteva adottare una fiscalità, una serie di tributi che potevano essere più o meno esosi. Se al contadino questi tributi risultavano troppo gravosi, il contadino saldava le sue pendenze e si poteva trasferire in un altro feudo. Questo era allora il sistema che avevamo in Sardegna, quindi un sistema di una classe contadina e una realtà agropastorale che tutto sommato godeva di una certa libertà, e nella quale il feudatario, non il feudatario, diciamo il possidente, doveva mettere a disposizione degli agricoltori, dei sormassaios e di quelli che erano i pastori, che cosa? I terreni per poter sviluppare le loro attività economiche. Bene, in Sardegna cosa succede? Arrivano gli aragonesi. Se vi ricordate 1276, dal 1276 arriviamo al 1324, bene, questo perché? Perché ci sono le difficoltà per approntare una spedizione militare che conquisti la Sardegna.
Bene, la spedizione militare veniva fatta da parte del sovrano con il contributo di quelli che erano i feudatari che stavano in Spagna, i quali che cosa fanno? Vengono in Sardegna, conquistano la Sardegna e quindi che cosa si aspettano? Si aspettano delle ricompense. E quindi noi ci ritroviamo che con l'avvento degli spagnoli la Sardegna ricade in un sistema feudale tradizionale. Sistema feudale tradizionale che nel 1600, guardate che cosa prevedeva. Guardate quante persone c'erano qua. Un principe, 6 duchi, 52 marchesi, conti, visconti, baroni, insomma dove vedete tutto. Però si può vedere che siete curdo, perché oltre a questi qua che erano i nobili, c'era la figura del clero, perché anche il clero era privilegiato. Il clero non partecipava a quelli che erano gli aspetti contributivi della nazione, del territorio, bensì riscuoteva. Cioè voi pensate che il clero riscuoteva la decima da qualsiasi raccolto fosse stato fatto nelle campagne. Non solo, il clero che cosa faceva? Gestiva i monti granatici, perché erano le sementi che potevano essere date ai contadini che non avevano la possibilità di acquistarle, però questo comportava che cosa? Delle prestazioni di lavoro. Invece nel periodo giudicale l'unica prestazione di lavoro che era tenuta a fare il contadino o il pastore era una giornata a settimana. Doveva fare una giornata a settimana in favore del possidente e in genere era il lunedì. Questa qua era la giornata che fu sazzorronata chi utilizzava. Bene, dopodiché che cosa abbiamo? Sappiamo che feudatari, clero, ma non basta, acquisiscono ancora dei privilegi e delle tassazioni meno esose, le cosiddette ville reali. Allora, a quel tempo non esistevano le città, esistevano le ville. In Sardegna c'erano circa 600, ma 600 ville erano 600 ville che potevano essere di pochissime persone, soprattutto qua nell'Oristanese. Solanas aveva 2 abitanti, Cabras ne aveva 7, Milis, qui c'è il sindaco di Milis aveva 6 abitanti, quindi erano dei villaggi miseri, quindi miserri. In quest'ottica le città reali, le ville reali, conservavano anche loro tutta una serie di privilegi, e qui si sviluppava tra l'altro che cosa? Una società che incominciava a vedere gli albori, cioè era una società che incominciava a intravedere che cosa? Quella che era la borghesia mercantile, i mercanti che via via si elevavano di rango sociale, perché per esempio il mercante del Genovese, a Cagliari c'è la via dei Genovesi, del Genovese. In pratica lui cosa faceva? Faceva le tonnare, faceva le altre attività a Porto Scuso, Isola di San Pietro e così via. A un certo punto lui presta dei soldi all'erario, presta dei soldi alla corona, ne presta una volta, 2, 3, alla fine come lo ricompensiamo? E lo facciamo duca di San Pietro, qual è il problema, no? Ma un altro problema che risiedeva in questa Sardegna feudale era che la maggior parte dei feudi erano gestiti non dal feudatario, perché i feudatari risiedevano in Spagna, ma qui in Sardegna che cosa c'era? C'erano i podatari, erano i rappresentanti, quelli intruitavano, una parte se la tenevano per sé e una parte la mandavano in Spagna. Tant'è che uno dei problemi che si trovano a fronteggiare in Savoia è quello di riacquistare i feudi. Tenete presente che un feudo poteva avere più ville. Per esempio il marchese di Quirra aveva 36 ville. Comunque, quindi le città reali in pratica sono quelle che sono rimaste le città maggiori di oggi. Cagliari, Villa de Chiesa, Iglesias, dopodiché che cosa abbiamo? Oristano, perché Oristano comunque sia era un giudicato, non si poteva fare a meno, Bosa che era la sede di Malaspina, Alghero che era la città che era popolata da catalani e aragonesi,
E poi ancora avevamo Sassari e Castel Aragonese, che prima era Castel Genovese, perché prima era dei genovesi, dopodiché fece cambiamo nome, così testimoniamo che ci siamo. Bene, ma avevamo accennato come si è addivenuti al passaggio rocambolesco da quella che era Regno di Spagna al Regno di Savoia. È praticamente una partita di giro, più o meno una partita di giro. È come un assegno falso che va in giro, una cambiale, che dopo alla fine qualcuno deve riscuotere. Bene, quindi nel 1701 Carlo II di Spagna muore all'età di 36 anni. Era rachitico, era malato e così via. Comunque muore senza eredi. Muore senza eredi, si apre che cosa? La disputa per la successione al Regno di Spagna, che a quel tempo era un regno opulento, era il regno delle Indie, era il regno dove non tramontava mai il sole. Bene, e questo se lo contendono chi? La Francia e l'Austria. Ma che c'entra l'Austria con la Spagna? No, perché voi dovete pensare che tutti i casati di grande nobiltà e tutti quelli che hanno rango reale sono tutti imparentati, tant'è che i reali spagnoli derivavano dagli Asburgo. Quindi gli Asburgo austriaci reclamano anche loro la successione. E scusate, quelli là sono nostri parenti, quindi noi abbiamo titolo. E quindi in tutto questo, insomma, avviene che i due contendenti sono Carlo d'Austria e Filippo d'Angiò. Luigi XIV di Francia, il Re Sole, in maniera spregiudicata, che cosa fa? Assegna a Filippo d'Angiò il titolo di Re di Spagna. Quindi lo designa per la reggenza del Regno di Spagna. E questo porta a che cosa? Ad una guerra, perché a quel punto, diciamo, c'è una coalizione tra l'Inghilterra, il Sacro Romano Impero, l'Olanda, e guardate che cosa succede. In maniera forse intelligente, oppure forse scaltra, il duca di Savoia, Vittorio Amadeo II, partecipa pure lui alla guerra. Da un contributo. Questa guerra si sviluppa e alla fine si addiviene a che cosa? Ad una composizione. 1713 il Trattato di Utrecht e il 1714 la pace di Rastatt. Bene, e qui che cosa viene deciso? Tra le altre cose viene deciso che il Regno di Napoli viene dato il Regno di Napoli e Sardegna viene dato a Carlo, mentre invece il Regno di Sicilia viene dato a Vittorio Emanuele di Savoia, a Vittorio Amadeo II di Savoia. Quindi i Savoia, dopo in questa contesa per la successione al Regno di Spagna, acquisiscono rango reale, perché prima non erano un casato reale, erano un ducato. Quindi a quel punto loro hanno il regno. Ma che succede? Che la Spagna non tiene fede a quelli che sono gli accordi di pace, rinizia la contesa tramite un cardinale che spinge Filippo V di Spagna a muovere ancora guerra per riconquistare la Sardegna e la Sicilia. Nuova contesa, nuova tensione, eccetera, eccetera, per arrivare a che cosa? Al Trattato di Londra del 1718, che viene firmato dopo nel 1720 all'Aia in Olanda. Anche gli olandesi avevano partecipato alla guerra, e a questo punto avviene un qualcosa che dovrebbe mettere tutto quanto in ordine. Quindi la Sicilia viene data al Regno di Napoli, il Regno di Borbone, quindi Carlo VI di Borbone prende anche la Sicilia, mentre invece il Regno di Sardegna va in Savoia. Questo, diciamo, non è che renda felici Savoia. Perché? Perché secondo una stima che era stata fatta da Luigi Einaudi, la Sardegna valeva 1/6 rispetto alla Sicilia. A quel tempo valeva 1/6. E quindi, diciamo, i Savoia la prendono male in cuore la Sardegna, ma non possono fare altro. Perché? Perché innanzitutto che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto un rango reale. Però si ritrovano a venire in una terra che ha ancora un'eredità particolare, l'eredità spagnola.
Eredità spagnola, che è un'eredità che rinveniamo ancora oggi noi, per taluni versi, in quelli che sono gli aspetti della vita pubblica sarda. Quindi, innanzitutto, ereditano una struttura feudale, e abbiamo visto qual era la struttura feudale. Poi, la maggior parte dei feudi, come vi avevo detto, erano in mano a chi? A catalani o aragonesi, spagnoli, così come la burocrazia, i commerci, gli appalti. Tutti questi aspetti, diciamo, in Savoia subentrano in Sardegna, ma non sono materialmente presenti, perché è tutto in mano a quelle che sono oramai le progenie spagnole. Secondo il Cartaraspi, ereditano anche una oziosa e ignorante aristocrazia terriera, una piccola borghesia bottegaia o campagnola, e a Cagliari che ancora era il capoluogo, una plebe cittadina indolente, mentre altrove c'è un contadiname arretrato, quindi una situazione sociale estremamente deteriorata. Poi abbiamo un sistema giudiziario corrotto, iniquo, ingiusto, ma questo è comprensibile. Cioè, chi dei poveri agricoltori, dei poveri pastori muoveva appello contro una sentenza che veniva emessa dal barone o dal conte o dal marchese? Perché esercitavano pure l'amministrazione della giustizia. E quindi l'appello, comunque sia, tu presentavi appello, ma quale percentuale di vittoria potevi avere? Tu che eri un povero miserabile che viveva in condizioni veramente tristi, mentre quello comunque sia c'era un titolo nobiliare. Prima erano i don, dopo diventano marchesi, conti, baroni e così via. Dopodiché che cosa c'è? Cioè, questi hanno sfruttato tutto. La Spagna diceva che la Sardegna faceva parte del regno ed era una delle Spagne, ma in realtà più che delle Spagne era una cuccagna, perché loro prendevano le risorse ma non le investivano. Voi pensate solamente che i ponti che esistevano a quell'ora in Sardegna nel 1720 erano 7 ponti solamente che risalivano al tempo dei Romani. Erano stati rimessi in opera dai Romani e così erano rimasti. Le strade erano state abbandonate, c'erano solamente 2 strade. Le strade erano una strada che era una strada longitudinale, e dopodiché c'era la strada litoranea. Queste erano le strade. In alcuni mesi dell'anno, nei paesi della Sardegna, si creava una difficoltà nei collegamenti che era assolutamente insormontabile, perché quando c'erano le piogge non si riuscivano a guardare i ruscelli e quindi alcuni paesi rimanevano isolati per tutto l'inverno e la primavera, fino alla primavera successiva. Quindi pensate come stavamo noi, no? Ancora, l'eredità spagnola, ci lasciano le istituzioni. Le istituzioni che cosa sono? Il re qua non veniva, quindi c'era un viceré del Regno di Spagna, e avevano creato una sorta di Parlamento. Ma guardate chi era formato questo Parlamento, erano 3 bracci, si chiamavano stamenti. Era un Parlamento militare, ecclesiastico, e dopodiché c'era il Parlamento cosiddetto reale. Nel Parlamento reale, siccome nelle città risiedevano i funzionari del Regno di Spagna, quindi nel Parlamento reale sedevano questi funzionari più alcuni che esercitavano delle professioni liberali, notai, avvocati, mediatori e così via. Nello stamento militare che c'erano i nobili, e dopodiché con i nobili, diciamo, c'era anche un'altra casta che pian piano si è fatta avanti, i cavalieri. Ma i cavalieri inizialmente erano quelli che erano venuti dalla Spagna, che avevano combattuto. Successivamente non era necessario combattere, bastava, diciamo, che qualcuno facesse qualche piacere, facesse qualche riverenza, e tante volte si diventava cavalieri. E infine dopo c'erano gli ecclesiastici. E gli ecclesiastici, tutti i più alti prelati, sedevano in questo stamento. Prelati che, vi ricordo, riscuotevano la decima, riscuotevano i tributi dei feudi, riscuotevano tutti quelli che potevano essere i proventi che potevano lucrare. E sarebbe interessante, casomai, mi sono dimenticato, leggere oppure
vedere quelli che erano allora i tributi che pagava un massaio gallese. Cioè questo è il lavoro, questo vuole prodotto da Saiata. E quindi insomma, questi qua erano proprio a livello di sopravvivenza. Allora, dopodiché che cosa c'era? Che questo Parlamento veniva riunito, perché era proprio un organo di democrazia diretta, ma non era un organo di democrazia diretta, ogni 10 anni. Il Parlamento si riuniva ogni 10 anni e in questa udienza veniva definito il donativo, quello che doveva essere dato alla Corona di Spagna. Non aveva possibilità di legiferare, poteva avanzare solamente delle proposte per che cosa? Per delle onorificenze o delle ricompense. Quindi era un organo che non era assolutamente rappresentativo. E quindi in definitiva questi tre potevano rappresentare loro che erano il 10%, ma non arrivavano, potevano rappresentare i bisogni del 90% della popolazione sarda? Assolutamente no, curavano i loro interessi, mantenevano i loro privilegi. E quindi in pratica i feudatari come erano oziosi e auridi e fanno in modo che ci sia una agricoltura primitiva che dopodiché insomma dà vita a che cosa? A tutto un degrado sociale, perché non abbiamo che cosa? Prodotti, tutto doveva essere importato. In Sardegna non si produceva alcunché, era priva assolutamente la manifattura, non esisteva alcuna industria o manifattura in Sardegna. Questo è quello che hanno ereditato i Savoia. E ancora, questo l'abbiamo già detto, vassalli in estrema miseria e ignoranza. Infine, e dopodiché lasciamo ancora ad Armonias in modo che così ci dia una nota di giubilo, il Trattato di Londra non finiva in questi termini, no, perché prevedeva anche una clausola di reversibilità, cioè gli spagnoli potevano riprendersi la Sardegna, quindi a quel punto i Savoia che cosa facevano? Innanzitutto non potevano abolire i privilegi, se non in maniera pochissimo temperata, che ci fu un ministro illuminato, ma in pratica dovevano mantenere lo status quo. Quindi la Sardegna viveva nell'ignoranza e nella miseria, la maggior parte della popolazione, e doveva continuare a rimanere